Buonasera, pace a tutti. Ti invito ad alzarti. Quanti sono entrati qui questa sera desiderando di ricevere una parola da parte del Signore? Alzi la mano. C'è un passaggio molto conosciuto della Bibbia in Giovanni capitolo 6 in cui Gesù dice: io sono il pane della vita, il pane che è sceso dal cielo e dà vita al mondo. E Gesù comincia a fare un discorso dicendo che la sua carne è vero cibo e il suo sangue è vera bevanda, e chi mangia della sua carne e beve del suo sangue avrà vita eterna. E la folla che lo ascoltava ha cominciato a dire: ma è duro questo parlare. E le persone hanno cominciato a allontanarsi e rimasero solamente i 12. E Gesù, non contento, guarda i 12 e dice: non volete andarvene anche voi? E lì l'Apostolo Pietro prende la parola e dice: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Voglio dirti questa sera che solo Gesù ha parole di vita eterna per la nostra vita. Io sono entrato qui questa sera desiderando di ricevere una parola da parte di Dio. Ero a casa, stavo un po' male, mia moglie stava molto male, ma all'inizio della mia camminata cristiana ho imparato una frase che dice così: quando tu non hai voglia di venire in chiesa è il giorno che più devi andare in chiesa, perché Dio vuole parlare con te. Quindi preghiamo in questo momento affinché Dio benedica questo culto e parli con noi. Amen. Padre Santo, eccoci qui, Signore, nella tua casa. Quale, Signore, ricca opportunità che abbiamo, Signore, di alzare le nostre mani, alzare le nostre voci, Signore, e cantare a te, e celebrare il tuo nome, ingrandire, Signore, il tuo santo nome. Signore, qui siamo noi, la tua chiesa è qui riunita, ci umiliamo, Signore, davanti a te e diciamo: Signore, noi abbiamo bisogno di te. Noi dipendiamo da te, siamo qui, Signore, perché abbiamo bisogno di una parola che viene da te, che viene dal cielo, che possa toccare i nostri cuori, che possa alimentare le nostre vite, che possa riempirci del tuo Santo Spirito. Benedici, Signore, questo culto, ogni cosa che sarà fatta, ogni canzone che sarà cantata, ogni preghiera che ti sarà rivolta, la tua parola che sarà predicata e ogni persona che servirà, Signore, in questo culto, affinché tutto, Signore, sia fatto con eccellenza, con qualità, Signore, perché non siamo qui per un uomo, siamo qui per te, Signore. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Salvatore e noi abbiamo bisogno di te. Parla con noi, Signore, facci sentire queste parole di vita eterna. Alimentaci, Signore, del pane che scende dal cielo, affinché possiamo uscire di qua pieni, Signore, della tua presenza. Onora te stesso, Signore, in questa serata, nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso. Alleluia! Eravamo schiacciati dal peccato, eravamo morti, ma il Signore nella croce ha guardato ha guardato te che era perso, eravamo perduti, ma il Signore ci ha salvato, il Signore ci ha tolto del fuoco del peccato, ti ha liberato dalla morte e oggi tu sei vivo per adorarlo. E adoriamo così. Cominciando così, con gioia, con allegria, mi schiacciava il peccato che era in me, non riusciva a lasciarlo, ma poi la luce con te, fuori dal buio, gloriosa luce sei te, tu mi hai chiamato, sono rinato con te, fuori dal
Quanti qua desiderano il muovere dello Spirito Santo? Non l'ho sentito. Quanti qua desiderano il muovere dello Spirito Santo? Amen. Molte volte noi veniamo al culto e cerchiamo un semplice agitazione delle acque. Non so se conoscete la storia di Giovanni, capitolo 5, che parla di un uomo che lui aveva bisogno di un miracolo e lui stava tutti i giorni per 38 anni della sua vita nella vasca che era nella città di Betesda, e lui aspettava che un angelo scendesse e agitasse le acque, finché un giorno una persona è venuta da lui, l'unica persona che avrebbe potuto fare veramente qualcosa nella sua vita, e gli ha chiesto: tu vuoi essere curato? A volte noi passiamo anni e anni della nostra vita alla ricerca di una semplice agitazione delle acque, ma non capiamo che noi abbiamo bisogno di un vero muovere dello Spirito Santo nella nostra vita. Veniamo qua e cerchiamo l'agitazione dello Spirito Santo, ma cosa serve se poi noi usciamo e lo Spirito Santo non è con noi, non rimane con noi? Ma invece Gesù vuole che noi cerchiamo un vero muovere, un vero movimento dello Spirito Santo, perché soltanto così lo Spirito Santo viene, si muove in mezzo a noi, noi usciamo e lo Spirito Santo continua nella nostra vita, continua con noi. Ed è questo che noi dichiariamo attraverso questa canzone. Spirito Santo, tu ti muovi tra noi, siamo qui per te, fai quello che vuoi, ti doniamo il nostro cuore, Spirito Santo, fai quello che vuoi, tu ti muovi tra noi, tu hai un movimento da fare nella nostra vita e attraverso della nostra vita, muoviti come vuoi, siamo qui per te, Spirito Santo. Si spostano ancora, fortezze ancora cadranno, e noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Montagne si spostano ancora, dichiara: fortezze cadranno. Ancora si alza, morti ancora si alza, noi vinceremo i giganti, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai, siamo qui per te, fai quello morti si alza, morti ancora si alza, noi vinceremo i giganti, Dio noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai, siamo qui per te, fai quello che vuoi. Siamo
ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, Spirito Santo, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, tu ti muovi tra noi, ti muovi. Io non so di cos'è che tu hai bisogno questa sera, non so qual è il miracolo, non so qual è la guarigione, ma io so che questa sera c'è un uomo che arriva da te e ti dice di cosa hai bisogno. Chiedi, chiedi e ti sarà dato. Comincia a dichiarare: io credo nel mio miracolo, io credo nella guarigione che io tanto cerco, che io tanto ho bisogno. Io conosco un uomo che può fare tutto nella mia vita. Cerca, chiedi. Io credo in miracoli, Gesù, credo in guarigioni quando tu arrivi nel posto. Credo in miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi. Credo in miracoli. Dichiara questo. crediamo nella tua presenza e crediamo che tu sei qui, Signore. Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo. Prendi un momento per versare la tua adorazione al nostro Dio questa sera. Noi siamo qua per la presenza del nostro Dio. La presenza del nostro Dio è. Noi non possiamo toccarla, ma possiamo sentirla. Spirito Santo. Spingi la nostra paura questa sera, Signore. Spirito Santo. Che
Josué ogni momento, quando mi incontri fai di me un altare, voglio andare in profondità, prendimi per mani, non lasciarmi andare via, portami in un luogo dove solo io e te ci godremo il momento. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo, portami in un luogo dove solo io e te ci vogliamo al momento. Ti amo, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed aiuto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed aiuto il mio capo, mi hai accolto alla tavola
todos os dias. Uma coisa deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa boa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Alleluia! Abbiamo oggi l'opportunità di fare la stessa preghiera che ha fatto il re Davide. Lui ha detto così, lui ha chiesto così: Dio, fai rimanere, una cosa chiedo a te, fai rimanere in questo luogo tutti i giorni della mia vita. Sai perché? Perché non c'è un altro luogo, un altro posto in cui sia meglio di esserci, che non sia la casa di Dio, la presenza di Dio. Come non amare un Dio come questo? Come non amare un Dio che è vivo? Come non amare un Dio che non ci ha dimenticato? Come non amare un Dio che soprattutto Lui non è soltanto con noi, Lui abita in noi, Lui dimora in noi, Lui c'è un rapporto con i Suoi figli, l'unico Dio di tutta l'esistenza, di tanti dei che ci sono. Lui è l'unico che c'ha un rapporto con gli uomini, non c'è un altro. Tutti gli altri dei sono morti. Dei che è stato fatto dagli uomini, però, perché tutti gli altri dei che esistono è stato fatto dagli uomini. Ma il nostro Dio, il Dio che abita negli uomini, non è stato fatto da nessuno, non è stato creato da nessuno, anzi, Lui è il creatore. Tutto è stato fatto da Lui, anche l'esistenza è stata fatta da Lui. Prima che esistesse l'esistenza, Lui c'era già. Impressionante. E sai una cosa gloriosa? Io penso particolarmente la cosa più gloriosa di tutto questo discorso è che tutta la sua gloria, quello che Lui ha di più bello, diciamo così, Lui ha deciso che questa cosa gloriosa potesse abitare dentro di te. Lo Spirito Santo è Lui. Nessun altro Dio c'è un Spirito Santo che abita nella sua propria creatura. Come non amare un Dio così? Che ha offerto tutto di sé nella croce, che ha scelto nella sua sovrana decisione, nella sua sovrana scelta di abitare negli uomini, di versare il suo spirito, non per fare con che gli uomini avessero delle esperienze,
come era nell'Antico Testamento, nel Vecchio Testamento. Ma no, invece adesso Lui abita. Come non amare un Dio che ha preso un ragazzino povero da Brasile, che abitava numa casa di legno, que não c'era neanche una scarpe buona, bella per andare a scuola. Ha preso tanti di noi che non eravamo niente, non c'eravamo niente. E Lui, con tutta la sua grazia, con tutta la sua misericordia, con tutto il suo amore, decide di benedire quello ragazzo, di benedire quello popolo, di benedire quella nazione. Da nulla Lui prende una persona che nessuno gli dava niente e fa con questa persona adesso è una persona notabile, una persona che si può vederla, è una persona che non c'era dignità e Dio dà dignità su di lei. Era una persona che non c'era nessuna aspettativa di vita e Dio versa una montagna di aspettativa di vita, non solo in questa vita ma adesso una vita eterna. Una persona che non c'era speranza. Questo è il nostro Dio, che prende una persona che non c'è speranza e riempie di speranza. È un Dio vivo che non è stato sulla croce, Lui è sceso dalla croce, Lui non è rimasto lì, Lui vive, Lui vive, Lui è un Re che vive e vivrà per tutta l'eternità e non vivrà da solo, vivrà dentro di te perché sei figlio, perché sei figlia, perché in te abita lo Spirito Santo, la gioia più rara, la gioia più bella, la persona più meravigliosa di tutta l'esistenza abita in te, è con te e ti ama. Come non amare un Dio così? Un Dio vivo che possiamo dire a tutti quanti: no, tu non credi in Dio, ma io credo perché Lui ha fatto tante cose. Meglio che te stesso. Lui ti conosce meglio che tuo papà, tua mamma. Tu a volte non sai di sei stesso completamente, ma Lui sa tutto. Sai cosa passa, sa cosa hai in testa. E non ti lascerà mai da solo, perché Lui è vivo. Lui vive. E non c'è un altro posto, non c'è un altro luogo meglio che la sua presenza. Come avevo detto, il Re Davide ha fatto questa preghiera perché lui conosceva Dio e voleva invitare tutta la Chiesa a, diciamo, rompere la paura di non fidarsi da Dio, la paura di non volere un rapporto con Lui, una paura, non so, perché una cosa so che tutti noi abbiamo delle paure, è come il popolo che era stato schiavo nell'Egitto, arriva vicino il monte Sinai e Dio invita tutti quanti: Moisés,
portami su tutti i popoli, dai, chiedeli a andare su tutti quanti. Il popolo non voleva. No, Moisés, non vogliamo, no, perché il popolo ha visto la tempesta, tutti quanti. Loro hanno avuto paura e non ha salito sul monte. Solo Moisés. E la storia conosciamo, cosa è successo con la sua faccia, con la esperienza che lui ha avuto su quello monte. Non avremo paura. Amen. E voglio parlare su una cosa importante, che è una cosa che a volte ci prende e fa con che noi non siamo benedetti, una cosa che ci blocca, una cosa io sempre dico che ci sono due dei oggi, il nostro Dio e il denaro. È l'unico che Gesù ha parlato che è un Dio nella Bibbia, il denaro. Io so che è un discorso delicato, è un discorso a volte pericoloso, ma noi non abbiamo paura di parlare perché è biblico, vero? C'è scritto, Gesù ha parlato su questo e tutti quanti gli altri discepoli, i profeti hanno parlato su questo discorso. Nessuno può offrire un culto a Dio se non c'è un'offerta. Non dico soldi, questo discorso, perché il proprio Paolo ha detto che dovevamo appresentarsi davanti a Dio come sacrificio vivo. Un culto si fa con la parola, con la presenza, con l'offerta e con la lode. E sai una cosa? Quando dicevo qua che Dio ha preso un ragazzo lá da Brasile povero, non stavo scherzando, stavo parlando di me. Non è che sono ricco adesso, non sono, quindi se volete chiedermi soldi, no. Ma non posso lasciare di dirvi che nel periodo di Natale un amico mio mi chiama: guarda Gilson, ho guadagnato una settimana in un hotel, un albergo, non so, 4 o 5 stelle, non so cos'era, ma era nell'Alpi francesi. C'era un spa, piscina calda, c'era mai visto una roba del genere, ragazzi. Quando sono arrivato là, mamma mia, ero così, mamma mia, questo posto non è un po' strano per me, perché mai sono andato, mai sono venuto in un posto così, non so neanche cosa faccio. E siamo rimasti lì, io sono rimasto 4 giorni con la famiglia, è stata una benedizione, non ho pagato nulla perché anche lui ha guadagnato una settimana per rimanere là, non ho pagato un centesimo per rimanere lì. Ho visto sul sito, curiosità, vediamo quanto costa qua, quanto ci vuole per rimanere qua su questo periodo, una settimana. 8.000 euro una settimana per rimanere lì su questo periodo di Natale. Mamma mia, dopo che ho visto quella lì mi ho sentito un po' sconfortevole così. Ma va bene, quindi il nostro Dio è così, fa cose che mai ho pensato che un giorno passerei in Alpi francesi con la famiglia in un albergo 5, 4 stelle, sei là, non so cosa c'è, ma è perché Dio è il nostro Padre. Amen? Dio vuole il tuo bene, Dio vuole che tu sia benedetto. Ma come la Gabi ha detto qua all'inizio, una volta all'anno l'angelo veniva sulla vasca di Bethesda e toccava sull'acqua, però qualcuno doveva saltare sull'acqua. Il miracolo Dio fa, ma non puoi rimanere fermo lì. In quello caso il ragazzo era malato, lui c'era bisogno di qualcuno lo metteva là dentro, ma qualcuno doveva mettersi là, doveva fare qualcosa. Così con
com a mano in tasca, prendendo cura del portafoglio, mai sarai benedetto. Non è così. È un principio biblico. È un principio biblico. E vado oltre. Guarda cosa dice la Bibbia su questo discorso. Nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6, verso 38. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Vado oltre. Ci sono persone che sono così benedette sul discorso finanziario, neanche credono in Dio, ma hanno un cuore libero, che non è attaccato ai soldi. Ad esempio mio padre mai ha creduto in Dio, mai, e odiava Dio. Lui odiava Dio. Quando parlavamo su questo discorso di decima offerta nella chiesa, mamma mia, era un casino, pieno di rabbia. Ma lui era benedetto, perché la mia mamma era benedetta. Lui c'era a certo punto un cuore che regalava i suoi amici, che aiutava la sua mamma, aiutava i suoi fratelli, ha fatto un sacco di cose buone per gli altri, donava, dava soldi, era benedetto. Non ne sto scherzando. Mio papà è stato morto nel 2017. L'anno scorso la mia mamma ha ricevuto un'azione nella giustizia a Brasile. Degli anni 80, quando mio papà ha avuto un incidente di lavoro, ha fatto un processo. Dagli anni 80 lei ha ricevuto settimana l'anno scorso un sacco di soldi, tanto soldi. Non dovevo neanche parlare su questo discorso, ma è per dare testemunho di che Dio è fedele, Dio è vivo. Amém? Ma non è pensando in ricevere che Dio ti benedirà. Tuo cuore deve essere sempre con quello desiderio di lodare a Dio. No, sto dando questo soldi, sto dando questa offerta, sto consegnando la mia decima perché amo a Dio, non perché voglio qualcosa in cambio. Non è così. La Bibbia dice che non si prende in giro Dio, non si può prenderlo in giro. Lui conosce il nostro cuore, conosce benissimo perché è stato creato da Lui. Quindi volevo invitarti, fai un passo avanti nella tua fede, nella tua vita. Consegna quello che Dio ha messo in tuo cuore. Ma non voglio che venga qua e lasci i soldi qua e dopo fa finta che nada, niente, che non è successo niente. Ma fa di questa abitudine nella tua vita. Fa di questo un principio di lode. No, io do la mia offerta perché voglio lodare a Dio, perché voglio fare la volontà di Dio, voglio essere meglio, voglio benedire la Chiesa, voglio benedire i progetti, voglio benedire la nostra missionaria. Questo deve essere il principio, di amare a Dio. Sarai benedetto tantissimo che un giorno sarai tu qua dicendo che sono andato a un albergo 5 stelle nelle Alpi francesi. 2 settimane fa, più o meno 3 settimane fa, mio capo mi chiama: guarda Gilson, tuo livello è basso, adesso alzo il tuo livello 2 livelli in più. Non ho chiesto, semplicemente è venuta la benedizione. Adesso mio stipendio, non mi chiede soldi, mio stipendio si alzerà 2 livelli in più. Non ho chiesto, non ho fatto un clamore,
non ho fatto un digiuno, semplicemente vieni, perché la benedizione viene verso di te, viene al tuo incontro. Non è tu che vai incontro della benedizione, è il contrario. Con Dio è così. Lui corre verso di te per benedire la tua vita e dite. Lui sta dicendo: guarda, soltanto va nell'acqua che il mio angelo farà così, tu sarai benedetto. Non è tu che fai i miracoli, sono io. Tu hai la fede, la disponibilità, il tuo cuore. Solo quello, semplice. La benedizione verrà e quando guarderai così, mamma mia, Dio, ma sono stato benedetto, grazie mille, alleluia mio figlio, ti amo, per quello ti ho dato. Amen? Quindi questa sera consegniamo nell'altare del Signore il meglio per Dio, con il cuore girato a Dio, un cuore a Dio, un cuore di lode. Amen? Là dietro c'è la nostra sorella Dieula con la macchinetta, quello che vuole offertare con la carta, e c'è anche la busta per la nostra missionaria, l'offerta della missione per la nostra missionaria Sonia che sta facendo missione. E ragazzi, nessuno potrà fermare la benedizione di Dio sulla tua vita, questo sono sicurissimo. Amen? Dio ti porterà ai posti che mai avrai sognato in andare. Io mai, neanche nei miei migliori sogni ho un giorno pensato di andare negli Alpi francesi. Mamma mia, neanche oggi credo che sono andato là. A volte, mamma mia, sono andato là con tutta la mia famiglia. Non ho pagato niente, nulla, niente. Solo il parcheggio là che ho pagato per non lasciare la macchina sotto la neve. Ho pagato il parcheggio, basta. Amen? Preghiamo a Dio. Amen. Dio, ti ringraziamo questa sera, Signore, perché sei vivo. Hai messo in nostro cuore lo Spirito Santo. Ci ha consegnato quello che c'è di più bello nell'esistenza, che è la tua presenza, che è un rapporto con te, che è il tuo Spirito dentro di noi. E per quello ti ringraziamo, ti lodiamo, ti adoriamo per sempre ti adoreremo. E vogliamo ringraziare questa sera per questa ricca opportunità che è portare sul tuo altare un'offerta di gratitudine, di amore, un'offerta di grazie, un'offerta che tu hai messo nel mio cuore. Quindi, Signore, benedici il tuo popolo, benedici, Signore, i tuoi figli su questo discorso. Apri le porte che devono essere aperte, chiudi le porte che devono essere chiuse, però benedici i tuoi figli, benedici la tua chiesa, benedici in nome di Gesù i tuoi figli. Amen. Potete gioia, con gioia. Alzarci tutti in piedi per adorare il Signore. Così diversi ma uguali, perché tu ci unisci. Tutti hanno bisogno del tuo amore, persi
2, 3, in te. Brillerai, io so che non perderai come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. Amen. Pace del Signore a tutti. Grazie mille. Grazie e pace. Possiamo accendere le luci per piacere? Allora, prima di passare al ministero della parola dobbiamo fare alcune cose. Prima di tutto dobbiamo presentare la nostra visitante di questa sera che è con noi, Beatrice, giusto? Lì insieme a Soterio e a Sofia. Cosa può dire la Chiesa? Sei benvenuta nel nome di Gesù. Amen. Se qualcuno può darle un abbraccio per farla sentire in casa, benvenuta. Un'altra cosa che dobbiamo assolutamente fare, che ancora non vi ho visto fare, e per questo vi chiedo di alzarvi per piacere in piedi, perché è una cosa che bisogna fare in piedi, assolutamente in piedi, non si può fare da seduti, è quasi impossibile, proprio fisicamente. Non avete abbracciato la persona dietro di voi, davanti a voi, alla vostra destra, alla vostra sinistra, quindi datevi un bel abbraccio per piacere, così vi scaldate. Fabio, abbraccia qualcuno perché da domani ci sarà ancora più freddo, che questo abbraccio possa scaldare già la vostra settimana che arriverà. Chiedo anche poi per questa settimana, nelle vostre preghiere, di mettere la salute dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Oggi ci sono molte persone sono tornate dalle ferie, ma allo stesso tempo molte adesso sono a casa ammalate. La moglie di Fabio, Suele, è ammalata, la mamma di Samara, di Levi, è ammalata, tutta la casa del nostro culto in casa, Shalom, sono tutti ammalati, e sicuramente altre persone che mi sto dimenticando, quindi preghiamo per la salute dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, e anche per la nostra salute in questa settimana, non dimentichiamoci di questo. E a proposito di preghiera e a proposito di Shalom, da lunedì inizieranno i nostri 12 giorni di preghiera che ogni anno facciamo nel mese di gennaio. Sarà fatta su Zoom alle 6 di mattina, sui gruppi avevamo detto alle 6:30, ma abbiamo anticipato alle 6 di mattina. Tutta la Chiesa è invitata, tutta la Chiesa è più che benvenuta a partecipare a questo tempo di preghiera insieme. Sappiamo che una Chiesa che è unita in preghiera è una Chiesa forte, è una Chiesa esaudita da Dio, è una Chiesa che fa tremare l'inferno. Quindi non perdetevi questo tempo, è una mezz'oretta, 40 minuti, come lo Spirito Santo ci darà da fare, in cui ci riuniremo dalle nostre case, dal telefono, dal computer, finché stai andando a scuola, in autobus, lavori in macchina, dove hai la possibilità, puoi collegarti, pregare insieme a noi e ricevere una benedizione. Ok? Quindi vi aspettiamo da lunedì per 12 giorni, questo tempo di preghiera insieme che avrà come titolo Shalom, pace. Pace è uno dei significati di questa parola, significati
che andremo a scoprire in queste 2 settimane, in questi 12 giorni, e che benediranno nel nome di Gesù il nostro 2025. Amen. Molto bene. Preghiamo, dopo vi lascio sedervi. Signore Gesù, in questo momento ti chiediamo grazia, Signore, affinché la tua parola possa entrare nei nostri cuori, Signore, scaldare i nostri animi, lasciare un segno profondo dentro di noi, affinché, Signore, noi possiamo iniziare o ricominciare o essere sempre più fermi nel camminare dove tu vuoi che andiamo. Nel nome di Gesù, io ti chiedo di benedire la tua chiesa, ogni tuo figlio, ogni tua figlia qua presente, coloro che ascolteranno oggi questa live, Signore, da casa, coloro che l'ascolteranno in un secondo momento, che possano essere benedetti dalla tua parola. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, voglio leggere alcuni versetti insieme a voi dalla lettera agli Ebrei. Leggerò dal capitolo 1, leggerò i versetti 1 e 2. Dal capitolo 2 leggerò i versetti dall'1 al 4. Ok, li leggiamo però tutti di fila questi versetti qua. Li leggiamo di fila semplicemente perché, come molti di voi probabilmente già sanno, la Bibbia non è stata scritta in capitoli e in versetti. Non è che quando l'Apostolo Paolo scriveva le sue lettere diceva al versetto 1 scriviamo questo, al versetto 2 scriviamo... No, lui ha scritto tutte le sue lettere, tutti quelli che hanno scritto i libri della Bibbia hanno scritto il libro completo, poi nei secoli successivi hanno aggiunto i capitoli, hanno aggiunto i versetti. Probabilmente nelle vostre Bibbie avete anche dei titoli sopra ogni paragrafo. Questi titoli non sono ispirati da Dio, sono scritti da chi ha tradotto la Bibbia successivamente. Infatti anche da una Bibbia all'altra cambia il titolo che troviamo sopra ogni paragrafo, no? E per questo motivo voglio leggere questi versetti tutti insieme, perché qua lo scrittore alla lettera agli Ebrei comincia un raziocinio, comincia un pensiero al primo versetto del capitolo 1, lo porta avanti nel secondo versetto, poi si ferma da questo pensiero e comincia a parlare di altro, comincia a parlare della superiorità di Gesù rispetto agli angeli, insomma altre cose, e poi ricomincia questo pensiero all'inizio del capitolo 2, no? Quindi per questo motivo leggiamo tutti insieme così. Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontane da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma, e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che l'avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni, con prodigi, con opere potenti di ogni genere e con i doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Fino a qui. Quando ho cominciato qualche ormai mese fa a entrare in uno studio più profondo della lettera agli Ebrei, no? Sono arrivato al capitolo 2 e, come ho detto, ogni paragrafo della Bibbia ha un titolo, no? E quando ho letto il titolo che c'è nella versione che uso io, nuova riveduta del 2020, il titolo mi ha subito colpito, no? È un titolo che è diverso in tante versioni, ma il titolo mi ha subito colpito perché si intitolava Una così grande salvezza. E io, quando ho letto il titolo, mi sono subito preso, no? In portoghese si dice mi sono subito empolgado, una roba del genere.
perché era un titolo bellissimo, Una così grande salvezza. È un titolo che veramente ho detto, caspita, adesso chissà di che cosa parlerà, chissà perché si chiama così questo titolo. Mi è sembrato una cosa tipo fantascientifica, una cosa tipo di quei film fantasy, quei libri, no? Che arriva a quel momento, una così grande salvezza, arriva qualcosa di stupendo, no? E invece, andando a leggere i primi versetti, mi sono reso conto del perché il traduttore della Bibbia ha messo questo titolo qua. Perché semplicemente lui usa ci sono scritte queste parole in un versetto, no? E dice così, se infatti la parola che era stata pronunciata per mezzo degli angeli si è dimostrata ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto una giusta retribuzione, come noi ci salveremo davanti a una così grande salvezza, come noi scamperemo davanti a una così grande salvezza. Quindi non è una cosa così bella che questo titolo di inizio paragrafo, no? Anzi, tutto il contrario, perché sta dicendo, se nell'Antico Testamento che c'era quella legge, no? Che veniva data e non c'era la grazia, c'erano le opere della legge, se nell'Antico Testamento quei poveretti venivano condannati per le loro opere, figurati a noi che oggi siamo nel tempo della grazia, noi che abbiamo ricevuto il sacrificio di Gesù, figurati noi se riusciremo a scampare davanti a una così grande salvezza, se faremo qualcosa di sbagliato, se trasgrediremo la legge di Cristo, se non accetteremo Gesù come Signore e Salvatore delle nostre vite, se non ci battezzeremo, se non cammineremo nelle sue vie. Se noi che abbiamo ricevuto tutte queste prove, che abbiamo ricevuto tutte queste cose, che viviamo nella grazia, non riusciamo a camminare bene, come potremo scampare davanti a una così grande salvezza? Quando Dio ha cominciato a ministrarmi di predicare su questo testo, no? Andrea sempre mi chiede qualche giorno prima quale sarà il tema della predica, perché lei deve preparare tutta la set list, ho imparato questa parola, tutte le serie di lodi, no? Che dovrà cantare il gruppo di lode durante il culto. E io ho detto, guarda, non ho ancora la parola, ma questo qua è il testo. Parlerò di salvezza sicuramente, perché una così grande salvezza. È un po' di tempo che sto predicando su salvezza in realtà, o che ce la sto infilando all'interno delle prediche. Penso che sia qualcosa di più che giusto, no? Penso che per tutti noi la cosa più importante, la cosa che più dobbiamo ricercare, il motivo per il quale siamo qua questa sera, sia la nostra salvezza. No, penso che non ci sia niente di sbagliato in questo. La salvezza deve essere il nostro obiettivo, deve essere la nostra meta, deve essere ciò per cui viviamo, ciò che vogliamo raggiungere. Se non c'è la salvezza alla fine della nostra vita, è inutile venire in chiesa. Mi piace essere così franco, così diretto, no? Ma se non c'è la salvezza da raggiungere alla fine della nostra vita, perché siamo qua oggi? È meglio essere in pizzeria, sarebbe meglio, no? Ma sapendo che c'è la ricompensa della nostra sovrana vocazione, come dice l'Apostolo Paolo, sapendo che c'è la salvezza là in fondo da raggiungere, allora noi camminiamo in questa strada, seguiamo questo cammino, veniamo in chiesa, ci comportiamo bene, giusto? Quindi parlare di salvezza è qualcosa di fondamentale, è qualcosa che deve essere fatto. La salvezza deve essere qualcosa che brucia dentro di noi, il desiderio di essere salvi. So che ci sono dottrine, teologie, no? Che dicono una volta che accetti Gesù nel tuo cuore, una volta che sei salvo, sarai salvo per sempre. Niente può farti perdere la tua salvezza. Non sono qua per adesso parlare di questo argomento, io non sono personalmente d'accordo con questo. Penso che la salvezza si possa perdere, ma indipendentemente da questo, il solo pensare che noi non possiamo perdere la salvezza ci porterebbe a vivere una vita così, una vita, io posso fare quello che voglio, tanto sono già salvo. Perché dovrei camminare bene, perché dovrei comportarmi bene, perché dovrei fare tutti questi sacrifici, tanto sono già salvo, no? E
questo è un pensiero che non dico che sia giusto o sbagliato, ma sicuramente è un pensiero che è molto pericoloso. È molto pericoloso il pensare di poter fare quello che vogliamo perché tanto siamo già salvi, perché non è così. Noi dobbiamo camminare secondo le vie che il Signore ci ha dato sulle quali camminare, in quella via stretta, in quella via angusta, no? Che non è tanto facile da seguire, ma quella è la via che noi dobbiamo seguire, lì è dove noi dobbiamo camminare. Per questo motivo, per tutti questi motivi, parlare di salvezza è più che fondamentale. Parlare di essere vigili, parlare di vivere le discipline cristiane, la preghiera, il digiuno, la meditazione della parola, parlare di fuggire dal peccato e tutte queste cose è più che fondamentale parlare di tutto questo. Ma non parlerò di salvezza. Ho fatto soltanto un accenno perché devo mettercela dentro alla predica in qualche modo, ma non parlerò di salvezza oggi. Voglio parlare piuttosto di una così grande salvezza. Perché una così grande salvezza? Perché c'è scritta questa frase, parola? Perché la salvezza che noi possiamo avere, ciò che Gesù ci ha messo a disposizione è così grande rispetto magari a quello che c'era nell'Antico Testamento. Prima di tutto perché noi siamo salvi per mezzo del sangue di Gesù. Nell'Antico Testamento erano salvi per mezzo del sangue degli animali, no? Quindi sicuramente la nostra salvezza è molto più grande, è il sangue di Gesù che ci salva. Un altro motivo per il quale noi possiamo dire che la nostra salvezza è così grande è perché noi siamo salvi per mezzo della grazia e non per mezzo delle opere. Questo è un altro motivo per il quale la salvezza è così grande. Un altro motivo è la complessità del piano della salvezza, che è qualcosa di meraviglioso se noi andiamo a studiare la complessità con cui Dio ha preparato tutto affinché oggi noi potessimo ricevere la salvezza, che è quello che abbiamo letto in questi versetti. In questi versetti lo scrittore della lettera agli Ebrei dice Dio prima ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti nell'Antico Testamento, dopo di quello ha dato la sua legge per mezzo degli angeli, dopo di quello ha fatto scendere Gesù affinché ci annunciasse il Vangelo, dopo di quello sono arrivati i testimoni, gli apostoli, i discepoli che hanno continuato la predicazione, e dopo di quello Dio ha confermato ogni cosa attraverso segni, prodigi, opere potenti e i doni dello Spirito Santo. Quindi la meticolosità, la perfezione con cui Dio ha fatto questo piano della salvezza è grandiosa. Per questo è una così grande salvezza. Ma se vogliamo trovare un altro motivo per il quale noi possiamo dire che questa salvezza è così grande, è proprio quello che abbiamo appena letto. Che dopo che i profeti l'hanno annunciata, dopo che gli angeli l'hanno annunciata, dopo che Gesù l'ha annunciata, dopo che gli apostoli, i testimoni, i discepoli l'hanno annunciata, Dio in persona ha confermato questa salvezza per mezzo di segni, di prodigi, di opere potenti e dei doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Ciò che salvezza così grande è che Dio ha confermato questa salvezza, e ogni cosa che Dio conferma è grande, e ogni cosa che Dio conferma porta alla vittoria. Ogni cosa che Dio conferma è qualcosa di vittorioso. E visto che stiamo entrando nel 2025, abbiamo predicato la settimana scorsa su una convinzione che noi dobbiamo avere per entrare con piena fiducia in questo anno, e questa convinzione è l'essere amati da Dio. Oggi voglio parlarvi di qualcosa serio, la quale noi non possiamo entrare in questo nuovo anno, noi non possiamo cominciare nessun progetto, noi non possiamo neanche dare un passo in questo nuovo anno. Noi dobbiamo avere in ogni cosa che facciamo la conferma di Dio, perché se ciò che facciamo riceve conferma da Dio, se ciò che facciamo è secondo la volontà di Dio, se ciò che facciamo è guidato da Dio, tutto ciò che noi faremo sarà qualcosa di vincente. Perché non basta dire
io sono amato da Dio e quindi visto che sono amato da Dio, Dio sarà con me, io posso entrare in questo progetto, Dio mi darà vittoria. Non è così, perché tu puoi essere amato da Dio, tu sei amato da Dio, sii convinto di questo, ma se entri in un progetto che non è la volontà di Dio, Dio non ti darà la vittoria in questo progetto. L'Apostolo Giacomo nella sua lettera al capitolo 4 dice così: guai a voi che dite io domani o oggi andrò in quella città e farò questo commercio e farò quel commercio e diventerò ricco, eccetera eccetera. Piuttosto voi dovreste dire: se Dio vuole, io domani andrò in questa città e farò questo e farò quello. Se è la volontà di Dio, se Dio mi conferma questo progetto, se Dio mi conferma questo passo, altrimenti voi non riuscirete a fare niente. Per questo la parola di oggi è proprio questa: è confermato da Dio, perché ciò che è confermato da Dio è qualcosa in cui noi avremo successo, è qualcosa in cui noi avremo vittoria, è qualcosa di cui potremo rallegrarci, perché sarà secondo la volontà di Dio. In che modo Dio ci dà la conferma? Ci sono diversi modi in cui Dio ci conferma le cose, no? Il primo modo a cui noi magari possiamo pensare subito quando parliamo di questo è la parola di Dio. Dio ci dà conferma attraverso la sua parola, Dio ci dà conferma attraverso la Bibbia. Salmo 119 dice un versetto molto conosciuto: la tua parola è lampada ai miei passi, è luce sul mio cammino. Quindi la parola di Dio ci dà la conferma, la parola di Dio ci guida, la parola di Dio ci mostra qual è la volontà di Dio. Okay? È chiaro che mi è già successo che c'è venuta da me una persona triste una volta e mi ha detto: sto passando un momento un po' così, ho aperto la Bibbia perché ho sentito che se apro la Bibbia troverò consolazione, ma ho aperto la Bibbia e non ho trovato consolazione. No, ho pensato, magari l'hai aperta nel libro del profeta Nahum. Se apri la Bibbia nel libro del profeta Nahum non trovi consolazione, trovi giudizio, di inferno, di vendetta, di tutto. Ma non è che se noi apriamo la Bibbia, no, magicamente leggeremo quel versetto che ci confermerà o che non ci confermerà qualcosa. Non è così che funziona. Piuttosto noi dovremo conoscere la Bibbia affinché ogni passo che diamo, affinché ciò che facciamo noi possiamo sapere: sì, questa cosa è qualcosa nella volontà di Dio, sì, questa cosa è qualcosa che trova conferma nella parola di Dio. No, non pensate che aprendo la Bibbia a caso troverete la conferma per i vostri progetti futuri, per i passi che volete dare in questo nuovo anno. No, non è così che funziona. Se conoscete la parola, e questo è un invito, cara Chiesa B-Church, a conoscere di più la parola di Dio, a leggere, a studiare, a meditare di più sulla parola di Dio, perché una volta che conosci la parola hai un'arma potente che ti farà conoscere la volontà di Dio per la tua vita. Quindi sicuramente la parola è qualcosa attraverso la quale Dio ci parla, attraverso la quale Dio ci dà conferma. C'è un versetto in cui Gesù dice che ci avrebbe mandato lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ci avrebbe ricordato ogni cosa che Gesù ha insegnato. Questo versetto è un versetto che vale anche per noi oggi. Se noi conosciamo la parola, quando ci servirà un determinato passo della parola, lo Spirito Santo ci porterà alla mente quel passo. E fratelli, non so come succede, ma succede. Non posso dirvi succede perché è così, non so perché succede, ma veramente succede. Quando hai necessità, quando hai bisogno, lo Spirito Santo ti fa ricordare di un passo, ti fa ricordare di una parola che non sapevi neanche di avere letto, ma l'hai letta, la conosci e Dio ti dà la disponibilità di quella parola per riuscire in quello che devi fare. Mi ricordo una volta ero a fare una visita a casa di un fratello e c'erano diverse persone. A un certo punto una persona si è alzata e ha detto: ma io non credo in questa cosa che voi predicate in chiesa, perché io non credo nel parlare in lingue strane, nel dono di varietà di lingue, non credo in questa cosa qua. Sento persone che parlano a caso, non dicono niente, penso che sia tutta una bugia, no?
sul momento io non sapevo esattamente cosa rispondere, ma subito Dio ha cominciato a portarmi alla mente un passo della Bibbia che parlava della crocifissione di Gesù. Da lì mi ha portato a parlare di quando il velo si è rotto, e attraverso questo passaggio mi ha portato a spiegare il perché della varietà di lingue, che cos'è la varietà di lingue. E insomma, tutto questo, io sono uscito da quella casa quella sera e ho pensato: ma che cos'è successo lì dentro? Io non sapevo in che modo Dio mi aveva portato alla mente determinati passi, mi aveva dato la capacità di fare determinati collegamenti che non avevo mai fatto prima di quel giorno lì. Ma vi assicuro che questo versetto è un versetto reale. Se noi conosciamo la parola, quando ci sarà bisogno, Dio farà sì che la parola sia la nostra arma, sia il nostro aiuto, sia ciò che ci dà la capacità di rispondere a determinate situazioni e sia ciò che ci conferma quello che noi stiamo per fare o dobbiamo fare. Un altro modo attraverso il quale Dio conferma, l'abbiamo letto prima, Dio ha confermato la testimonianza del Vangelo attraverso segni, prodigi, opere potenti. Dio conferma attraverso miracoli, Dio conferma attraverso cose sovrannaturali. Dio fa questo. Se vi ricordate la storia di Gedeone, vi ricordate la storia di Gedeone, quello che con 300 uomini ha sconfitto un esercito intero, no? Un giorno Dio chiama Gedeone e dice: Gedeone, io ti ho scelto per sconfiggere l'esercito dei Madianiti, per sconfiggere il popolo dei Madianiti, che era un popolo cattivo contro Israele, no? E Gedeone risponde: ma Dio, sei sicuro che hai scelto me? Io sono il più piccolo della mia famiglia, il mio lavoro è quello di raccogliere il grano, diciamo così, sono un contadino. Sei sicuro che hai scelto me? Sì, io ho scelto te, ti manderò in guerra, tu riuscirai a sconfiggere questi Madianiti. Va bene, io vado, ma dammi un segno, fai un'opera potente, conferma la tua parola. Allora io stendo un velo per terra sull'erba. Se tutta l'erba si bagna ma il velo rimane asciutto, allora io so che veramente sconfiggerò i Madianiti. Gedeone stende questo velo per terra, dopo un po' va lì, guarda, e tutta l'erba è bagnata e il velo è asciutto. Però Gedeone non è ancora contento, dice: no, voglio un altro segno, facciamo il contrario, adesso velo bagnato, erba asciutta. Velo bagnato, erba asciutta, mi distende il velo, va a farsi un giro, torna lì, erba asciutta e velo tutto bagnato, strizza il velo, riempie una coppa intera col velo che ha strizzato tanto che era bagnato. Dio conferma attraverso segni, prodigi. Quando tu hai bisogno di qualcosa, hai bisogno di una conferma, tu puoi avere fiducia in Gesù, puoi avere fiducia in Dio, piega le tue ginocchia, prega al Padre, chiedi la conferma. E non lo so quanto tempo ha aspettato Gedeone per ricevere quella conferma del velo, ma non è detto che la conferma di Dio ti arriverà dopo un minuto, dopo un'ora, dopo un giorno, dopo una settimana, magari arriva dopo un mese, magari arriva dopo chissà quanto tempo. A volte per ricevere la conferma di Dio serve molta pazienza, ma puoi stare sicuro che Dio conferma la sua parola. Dio conferma la sua parola attraverso prodigi, segni, opere potenti. A volte Dio conferma la sua parola non attraverso queste cose sovrannaturali, a volte Dio conferma la sua parola attraverso la bocca della persona intorno a te, attraverso la bocca di quella persona che adesso è alla tua destra o alla tua sinistra. Magari una persona che è insospettabile, improbabile, no? Ma Dio usa quella persona per confermare una parola. Succede questo. E quindi, oltre all'invito di entrare di più nella parola di Dio, di conoscere di più la parola di Dio per ricevere conferma dalla parola, ti faccio un altro invito: che la tua vita di preghiera possa moltiplicare, possa essere più profonda, affinché in preghiera tu possa chiedere a Dio le conferme di cui hai bisogno. In preghiera, perché Dio conferma la sua parola. Puoi essere assolutamente convinto di questo. Ma c'è un terzo modo
attraverso il quale Dio conferma. E tra tutti questi tre, quello che mi preme di più, che noi comprendiamo e che noi cominciamo a vivere. Dio conferma la sua parola attraverso la voce dello Spirito Santo. Se la conferma per mezzo della Bibbia è una conferma generale, perché la Bibbia è un libro che è disponibile a tutti. Ciò che c'è scritto nella Bibbia è qualcosa di generale, è uguale per me, è uguale per te, è uguale per tutti. Se la conferma per mezzo di segni, prodigi o attraverso la bocca del fratello o della sorella è una conferma sì personale ma esterna, la conferma attraverso la voce dello Spirito Santo è una conferma personale che è solo per te, nessun altro ce l'ha, e è qualcosa che viene da dentro di te, perché come anche ha detto giustamente prima Gilson, Dio è l'unico Dio che abita dentro di noi attraverso lo Spirito Santo. È proprio questo il terzo punto, ascoltare la voce dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo conferma la parola di Dio. Per far sì che questo avvenga, però, c'è una piccola particolarità, no? Se tu vuoi che lo Spirito Santo dentro di te confermi i tuoi progetti futuri, i tuoi passi di questo 2025 o qualsiasi altra cosa, lo Spirito Santo deve abitare dentro di te. Se lo Spirito Santo non abita dentro di te, tu non puoi sentire la voce dello Spirito Santo che è dentro di te, perché non è dentro di te. Nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo, al capitolo 8, dice che tutti coloro che sono guidati dallo Spirito Santo sono figli di Dio. Giriamo la frase: tutti i figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo. Tutti i figli di Dio hanno lo Spirito Santo. Se tu sei figlio, se tu sei figlia, tu hai lo Spirito Santo. Come sapere se sono figlia, come sapere se sono figlio di Dio? Che cos'è che mi dà questa certezza? Paolo lo dice qualche versetto dopo: lo stesso Spirito di Dio conferma insieme al tuo spirito, testimonia insieme al tuo spirito che sei figlio di Dio. Quindi tu lo sai, non sai come lo sai, come lo stesso discorso di prima, non sai come Dio ti rivela i versetti così da un momento all'altro, non sai come lo sai, ma lo sai. Lo Spirito Santo ti conferma che sei figlio di Dio, perché abita dentro di te. Allora, tutti coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo, questo Spirito che può confermare la parola di Dio. E il ricevere, l'avere lo Spirito Santo dentro di noi. Sapete, una volta, no, i primi tempi che venivi in chiesa, a volte sentivo dire così: non per forza tutti quanti sono battezzati nello Spirito Santo, però tutti quanti noi dobbiamo desiderare questo. Non è una possibilità del cristiano, non deve essere una possibilità del cristiano essere battezzato con lo Spirito Santo. Non deve essere una possibilità, deve essere una nostra necessità, deve essere il nostro primo desiderio, deve essere qualcosa che noi dobbiamo volere e ottenere. Non possiamo vivere la nostra vita cristiana senza lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo deve essere in noi, assolutamente. Quando Gesù ha cominciato il suo ministero, ne stanno parlando di questo argomento anche i bambini oggi di là, se volete sapere di cosa parlano. Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista nelle acque e appena è salito dalle acque i cieli si sono aperti, Dio è comparso, ha detto: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E una colomba si è posata su Gesù. La colomba è un segno, un simbolo dello Spirito Santo, ovvero Gesù è stato battezzato, lo Spirito Santo è entrato dentro Gesù. Se noi notiamo, fino al battesimo Gesù non ha mai fatto nulla di particolare. Da dopo il battesimo è cominciata la vita ministeriale di Gesù. Sono cominciati i prodigi, le opere, le predicazioni, tutto quanto, da dopo il battesimo con lo Spirito Santo.
Se ci ricordiamo di Paolo, a Paolo è successa la stessa cosa. Paolo era sulla via di Damasco per imprigionare i cristiani. Finché camminava per strada è stato accecato, è caduto per terra e Gesù si è rivelato a lui, ha cominciato a parlargli di un sacco di cose. Insomma, Gesù si è rivelato completamente a Paolo e poi Paolo è rimasto per alcuni giorni dentro un albergo cieco, no? Allora Dio va da un apostolo, no? Lo Spirito Santo ovviamente non è Dio, ma va da un discepolo, Anania, e gli dice: Anania, guarda che in questo albergo c'è un tizio che si chiama Paolo, tu devi andare da lui e imporgli le mani per 2 motivi. Motivo numero 1, è cieco, tu gli imponi le mani, la sua cecità sparirà, sarà guarito. Motivo numero 2, deve ricevere lo Spirito Santo. Da subito Paolo ha ricevuto lo Spirito Santo, immediatamente si è convertito, ha ricevuto lo Spirito Santo e da quel momento Paolo ha cominciato a essere l'apostolo che noi conosciamo. Quando Paolo ha cominciato, è andato a Efeso, a predicare a Efeso, c'era un gruppo di cristiani lì, gli ha detto: voi siete battezzati? Sì, siamo battezzati. Avete ricevuto lo Spirito Santo? Che cos'è lo Spirito Santo? Come che cos'è lo Spirito Santo? No, risolviamo subito. Spirito Santo a tutti, Spirito Santo, perché è necessario che lo Spirito Santo entri nella vita di noi cristiani. Filippo va in Samaria, una regione bruttissima, nessuno voleva sentire predicare del Vangelo in Samaria, ma Filippo va in Samaria, predica il Vangelo, tutta la Samaria si converte. Subito Filippo prende il telefono, chiama Pietro: Pietro, vieni qua insieme a Giovanni perché c'è bisogno che ricevano lo Spirito Santo. Li ho già convertiti, li ho già battezzati, Spirito Santo su di loro. E arrivano Pietro, Giovanni, Giacomo, tutti gli apostoloni, Spirito Santo su tutti, perché è necessario che noi riceviamo lo Spirito Santo di Dio. Noi non possiamo pensare, non possiamo vivere la vita cristiana senza ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ciò che come prima cosa può parlare ai nostri cuori e guidare, direzionare le nostre vite. Il profeta Isaia dice: quando voi starete camminando su una strada non saprete se andare a destra o se andare a sinistra, sentirete una voce che vi dirà: quella è la via. Questa che voce è? La voce dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci guida. Lo Spirito Santo ci conferma, no? Lo Spirito Santo non ci guida solo e esclusivamente nel vivere una vita di santità, nel vivere una vita lontano dal peccato, nel vivere una vita sulla strada di Dio. Lo Spirito Santo ci guida in ogni ambito della nostra vita, in ogni ambito, e è quella voce che tu senti dentro di te, perché tu la puoi sentire. In che modo? Non lo so. Quando sentiamo delle predicazioni magari un po' pentecostali, sentiamo i predicatori, i pastori che dicono: e Dio mi ha detto che adesso succederà questo. Non lo so se veramente Dio ha parlato al predicatore dicendo: adesso succederà questo, no? Perché a me non è mai successo che Dio mi abbia parlato dicendomi questa cosa qua. Però ho già sentito che Dio sussurra al mio cuore qualcosa, no? Non parole, ma mi dà un impulso, mi dà una direzione, mi dà una convinzione. E tante volte succede questo. Oggi alla pastora Andrei è successa questa stessa cosa. Eravamo in macchina, ha sentito l'impulso di mandare un messaggio a una persona, ha mandato un messaggio e effettivamente questa persona sta passando per una situazione. Non penso che Andrea abbia sentito Dio che gli ha detto: un angelo è arrivato da te con la spada di fuoco, vai, scrivi il messaggio perché io ti userò come profeta per le nazioni. No, ha sentito nel suo cuore la voce dello Spirito Santo. Spiegare com'è questa voce è impossibile, ma la senti. È qualcosa che è dentro di noi, è qualcosa che vive in noi, che ci muove, che ci direziona. È lo Spirito Santo che come prima cosa deve essere la conferma per le nostre vite. In che modo possiamo essere sicuri che è lo Spirito Santo? Che cos'è che ciò che questa voce ti porta a fare causerà? L'Apostolo Paolo scrive così che c'è la carne e c'è lo spirito.
i desideri della carne sono morte, portano a morte, ma i desideri dello Spirito portano a vita e a pace. Allora già tu puoi capire, no? Che cos'è che questa voce sta sussurrando al tuo cuore. È qualcosa che causerà vita? È qualcosa che porterà pace? O è qualcosa che porterà morte? Se tu sai che quello che Dio ti sta dando nel cuore, che questa voce è qualcosa che ti spinge a far sì che si generi vita intorno a te, è lo Spirito Santo. Puoi essere sicuro di questo. Se ti senti muovere nel fare qualcosa che porterà pace alle persone intorno a te, è lo Spirito Santo. Puoi stare sicuro di questo. E lo Spirito Santo non ti porterebbe mai a offendere qualcuno, a sparlare di qualcuno, a fregare qualcuno, a imbrogliare, a mentire, a fare cose impure, insomma tutte queste cose qua. Perché? Perché queste cose causano morte. Questi sono i desideri della carne. No, lo Spirito Santo ti porterà a portare amore, a portare gioia, a portare pace, a portare felicità, serenità. Questa è la voce dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo deve essere ciò che guida la nostra vita. È lo Spirito Santo che deve confermare come prima cosa ogni nostro passo, ogni nostra azione, ogni nostro progetto. Ho un progetto per questo 2025. Sarà che questo progetto porterà gioia? Sarà che questo progetto porterà pace? Sarà che questo progetto porterà vita? Allora sì, forse è un progetto che è confermato da Dio. Un progetto per questo 2025. Porterà divisione, porterà morte, porterà tristezza. Chiaro che se la vediamo così non è proprio il massimo, no? Questo non è un progetto dello Spirito Santo. Se vogliamo sapere e essere sicuri che è lo Spirito Santo che sta parlando ai nostri cuori, e vi ripeto, Lui parla ai vostri cuori. Nel momento che abita in voi, Lui parla ai vostri cuori, guida le vostre vite, vi direziona. Basta che noi lasciamo il nostro cuore aperto alla sua voce e Lui sarà in grado di guidarci dovunque sarà la volontà di Dio, la buona, perfetta e gradita volontà di Dio. Voglio chiederti di alzarti in piedi, se il gruppo di lode può salire. Vi ho fatto mettere in piedi così vi siete scaldati un po'. In realtà la predica non è finita, così il gruppo di lode si è scaldato finché saliva. Perché sapete, fare la volontà dello Spirito Santo, seguire le conferme che Dio ci dà, non è sempre facile, non è sempre divertente, non è sempre bello. Ma pensate a Gesù. Gesù si è battezzato, ha ricevuto lo Spirito Santo. Qual è stata la prima cosa che ha fatto dopo aver ricevuto lo Spirito Santo? Miracoli? No. Guarigioni? No. Andare a pesca con gli apostoli? No. Lo Spirito Santo, subito, immediatamente. Lo Spirito Santo, non c'è andato Gesù, lo Spirito Santo ha preso Gesù e lo ha portato nel deserto per essere tentato da Satana. Lo Spirito Santo lo ha portato. Questa è stata la guida che lo Spirito Santo ha dato a Gesù. Filippo stava evangelizzando la Samaria, abbiamo detto, ha evangelizzato persone, ha battezzato persone, ha fatto convertire persone, poteva fare ancora di più, l'opera era grandiosa quella che stava facendo, ma lo Spirito Santo ha preso Filippo e l'ha portato su una strada dall'altra parte del mondo dove non c'era assolutamente nulla. Perché?
Era la guida dello Spirito Santo. Ma che cosa mi fai fare, Spirito Santo? Non è quello che avrei voluto io avrei voluto continuare a battere su questa Samaria, a evangelizzare, a convertire. L'Apostolo Paolo stava evangelizzando, convertendo, fondando chiese. A un certo punto dice: io vado in Asia, vado a convertire tutta l'Asia. Lo Spirito Santo, Atti degli Apostoli, capitolo 16, dice: no, fermo lì, tu vai in Europa, tu non vai in Asia. Ma come? Sto andando a fare qualcosa di buono, vado a convertire, sto facendo cose fantastiche, posso andare là e evangelizzare tutta l'Asia, la Cina, il Giappone. No, tu vai in Europa. La direzione dello Spirito Santo, la conferma dello Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo non è sempre qualcosa di facile da accettare. E tante volte noi metteremo davanti a Dio qualcosa in preghiera, chiederemo a Dio una conferma e quella conferma non arriverà. Non arriverà. Leggeremo la parola, studieremo la parola, conosceremo la parola, e quando vorremmo entrare in un determinato progetto noi vedremo che la parola non ci conferma di entrare in quel progetto. Noi vorremmo dare un passo, siamo carichi in qualcosa anche per fare del bene, non per fare del male, ma lo Spirito Santo dentro di noi ci dirà: fermati. Seguire la guida dello Spirito Santo, ricevere conferme positive o negative, non è sempre facile. Però non so se vi ricordate questi 3 episodi in cui lo Spirito Santo ha fatto qualcosa di molto strano, almeno, a cosa hanno portato. Gesù è andato nel deserto, ha digiunato 40 giorni, 40 notti. Alla fine di questo digiuno Satana è arrivato da lui e Gesù ha sconfitto Satana. Filippo stava evangelizzando nella Samaria, lo Spirito Santo l'ha fermato, l'ha preso, l'ha portato su una strada deserta, ma finché era lì che diceva: caspita, perché mi ha portato qua a fare cosa? Passa un carro con un etiope che stava leggendo il libro di Isaia e non capiva niente di quello che leggeva. Allora Filippo sale sul carro, predica il Vangelo di Isaia, predica il Vangelo di Gesù per questo etiope, e questo etiope sarà il primo non giudeo a essere battezzato nella storia della Chiesa. L'Apostolo Paolo stava andando in Asia: io vado lì, predicherò, farò grandi cose. Lo Spirito Santo dice: no, tu vai in Europa. E pensate cosa succede? Paolo va in Europa insieme a Sila, si ritrova a Filippi, e a Filippi viene addirittura incarcerato e dice: caspita, ma se fosse andato in Asia adesso sarei là a predicare, a fare grandi cose, e invece mi ritrovo qua in carcere. E quando è in carcere di notte insieme a Sila, vi ricordate che cosa succede? Loro due iniziano a lodare a Dio, e finché lodano c'è un terremoto, le porte della prigione si aprono, insomma succede qualcosa di miracoloso. Paolo e Sila però restano lì e conquistano per Cristo il carceriere di quella prigione e tutta la sua famiglia. Ma non solo quello. Se oggi noi siamo qua riuniti ad adorare Dio, è perché quel giorno lo Spirito Santo ha detto a Paolo: non andare in Asia, vai in Europa. La predicazione di Paolo in Grecia, in Macedonia, in quello che era il mondo che a quel tempo si stava espandendo di più, ha fatto sì che il Vangelo si potesse espandere veramente fino ai confini della terra. E oggi noi possiamo adorare e lodare un Dio che conosciamo, perché Paolo ha preso quella decisione di seguire la voce dello Spirito Santo e di andare in Europa. Io voglio mettervi davanti agli occhi una cosa questa sera, che quando noi seguiamo la conferma di Dio, indipendentemente dal modo in cui arriva davanti a noi, se Dio è colui che ci sta aprendo la strada, niente potrà mettersi davanti ai nostri progetti. Se è Dio a dire sì, niente potrà mettersi davanti ai nostri piani. Se è Dio a dire sì, chi potrà impedire la nostra vittoria? Giobbe capitolo 42, Giobbe dice: Dio, io so che nessuno può impedire i tuoi piani.
nessuno può impedire i piani di Dio. Nessuno può mettersi contro a Lui, e se è Lui a guidare la nostra vita, se è Lui a muoverci verso questi progetti, verso i passi che daremo quest'anno, chi sarà contro di noi? Chi potrà impedire ciò che stiamo per fare? Nessuno potrà impedirlo. Se Dio dirà di sì, se Dio lo confermerà, nessuno potrà impedirlo. E prima di lodare io voglio fare una preghiera insieme a te e voglio chiederti di ripetere con me queste parole. Signore Gesù, apri la mia mente spirituale affinché io possa trovare conferme nella tua parola. Apri i miei occhi spirituali affinché io possa vedere i segni e i prodigi che tu metti davanti a me. Apri il mio cuore spirituale affinché io possa essere sensibile alla voce del tuo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen. Che Dio possa darci vittoria in questo nuovo anno, che noi possiamo seguire le conferme che Dio ci darà. Amen. Amen. Lodiamo il Signore. Lottiamo con armi di fede e nulla ci resisterà finché lo adoriamo. E tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Vittorioso nella tempesta sei, il suo nome è infallibile, i regni cambiano, il suo nome è immutabile, l'inferno non trionferà e nulla ci impedirà, noi lo adoriamo. E anche le mura, e anche le mura cadranno, e le catene si spezzeranno finché lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta sei, il suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, no, il suo nome è vittorioso è nella tempesta sei, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai, il suo nome è immutabile. Non c'è nessuno come te, Yeshua, come un tuono
grandioso, grandioso è che venga al cielo, che venga al cielo, noi dichiariamo Dio potente, grandioso, grandioso, come un tuono impetuoso, Dio potente, grandioso è. Noi dichiariamo Dio potente, tutti insieme vittorioso, vittorioso è nella tempesta, sei il suo nome. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai, no. Tutti insieme come un tuono, come un tuono impetuoso, Dio potente, grandioso è, che venga al cielo, noi dichiariamo come un tuono impetuoso, Dio potente, grandioso, grandioso, che venga al cielo, Dio potente, grandioso è. Grandioso è il nostro Dio. Vittorioso è nella tempesta sei. I regni cambiano, ma il nostro Dio non cambia mai, no. Vittorioso è nella tempesta, Lui è. Il suo nome è infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai, no, no. Possiamo cantare un'ultima volta insieme che Lui è vittorioso. Lui è vittorioso nelle difficoltà della nostra vita. Lui è vittorioso davanti a qualsiasi cosa noi ci troviamo ad affrontare. Lui ci dà la vittoria.
ci dà la vittoria nei nostri progetti, nei nostri passi, ci darà vittoria in questo anno in cui siamo appena entrati, perché Lui è vittorioso, Lui ha già vinto, e se tu sei insieme a Lui anche tu hai vinto insieme a Lui. Cantiamo insieme, Chiesa, apriamo le nostre bocche, alziamo la nostra lode a Dio e dichiariamo: Dio, tu sei vittorioso, Dio, tu sei vittorioso. Il suo nome è infallibile, i regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome è immutabile, vittorioso è nella tempesta. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome è immutabile. Facciamo un applauso al nostro Signore. Che Dio oggi possa avere veramente ricevuto la nostra migliore adorazione e che allo stesso modo anche noi possiamo uscire di qua con qualcosa in più rispetto a come siamo entrati questa sera. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo per terminare. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana per poter festeggiare insieme i compleanni? Nessuno? Ah, la Grace che non è venuta. Va bene, dai. Facciamo la Grace che non è venuta, sappiamo che voleva venire. È vero. Chiamo qualcuno qua. Chiamo Giacomo, per piacere, si può venire qua, perché non è che mi sono dimenticato, ma Andrea mi ha appena ricordato, che già mi ricordavo, che è stato anche il nostro anniversario di matrimonio. È stato domenica, allora. Preghiamo insieme. Padre Santo, in questo momento vogliamo ringraziarti, Signore, per la vita dei nostri pastori, per il loro anniversario di matrimonio. Signore, grazie perché loro sono un esempio di coppia, Signore, per noi e per la tua Chiesa. Signore, ti preghiamo di benedire, Signore, il loro matrimonio, la loro casa, Signore, così chiediamo di benedire, Signore, la nostra sorella Grace, che ha compiuto gli anni, Signore, che tu possa benedire quest'anno, che sia un anno di gioia, di allegria, di felicità, di soddisfazioni e di vedere, Signore, il compimento delle tue promesse, Signore, nella sua vita. Benedici, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Siamo insieme, tanti auguri.
allora, se possiamo fare così con le nostre mani, chiediamo a Dio che ugualmente sulle nostre vite e sulle nostre case possa esserci questa migliore benedizione dal cielo. Chiediamo che la sua salute, che la sua gioia, che la sua unione, che l'allegria che viene da Lui possano riempire le nostre vite e le nostre famiglie.